posto magnifico dove io, diciamo, sono nata, dove mio padre mi ha portata sin da piccolina ed è per me il posto più bello del mondo. Accade a Ribera, racconto di Sicilia, anima e natura, vivere nel terzo millennio come se il tempo non fosse mai passato. È la storia di Lina Giordano, la pescatrice del platano. Una donna siciliana che vive tra mare, spiaggia, bosco, le essenze della macchia mediterranea, il suo orto, le sue piante da frutto e il fiume Platani, nel suo pezzamento di terreno che si trova proprio dentro la riserva naturale. Lina coltiva la sua terra e si nutre dei suoi prodotti, senza energia elettrica, senza frigorifero, facendo dell'essenzialità il leitmotiv della sua esistenza. Io innanzitutto faccio la fisioterapista per l'ospedale di Ribera e ho scelto di lavorare 6 mesi l'anno, solo d'inverno, perché d'estate mi voglio godere al massimo questo posto splendido che è la foggia del fiume Platani. È stata una scelta pensata perché chiaramente avere un contratto part-time non è lo stesso di averlo full-time, quindi perdo 6 mesi di stipendio, però lo faccio volentieri perché mi godo questo posto magnifico. E qui abbiamo una casetta piccolina, molto funzionale, con una cucina fuori all'aperto dove vengono a trovarmi tutti i miei amici d'estate per le ferie, quindi diciamo che è un luogo molto di allegria, di comunità, di belle sensazioni, oltre alla sensazione magnifica che ti dà la natura dove siamo. La sua vita, fuori dai canoni del consumismo moderno, ha ispirato Stefano Malatesta, giornalista di Repubblica, che ha scritto un libro intitolato proprio La pescatrice del Platani. E un giorno, di circa 8 anni fa, ci siamo incontrati in mezzo al canneto dove io avevo la barchetta con Stefano Malatesta, che è un giornalista di Repubblica, nonché uno scrittore, e ha visto che una donna siciliana faceva questo tipo di vita, perché l'ho portato con me sulla barca, con la sciabica a pescare, abbiamo preso dei pesciolini e quindi lui praticamente è rimasto folgorato da questa attività femminile siciliana. Lui pensava alle donne dentro casa, chiuse, quale modernità, quale rispetto per la natura, invece tutto il contrario. Per cui mi ha detto: Lina, io sto scrivendo un libro, sto lavorando un libro che praticamente parla di eccentrici siciliani, quindi sono dei piccoli racconti a capitoli dove lui parla dei personaggi un po' eccentrici. Dice: io voglio il permesso che tu, insomma, possa parlare di te, della tua vita, eccetera. Ho detto: va bene, volentieri. E a un certo punto, dopo un anno, mi ha detto: sai Lina, ho trovato il titolo del libro, perché non riuscivo a trovare il titolo. Ah, dico, va bene, com'è che l'ha intitolato? La pescatrice del Platani. E io sono impazzita, ho detto: ma come la pesca? Dice: sì, perché quel giorno siamo andati a pescare con la barchetta, dice, mi sembra il titolo giusto. È un piacere ascoltarla, uno sguardo sereno,
la pace dell'anima di chi ha riscoperto i valori di una vita semplice che ci dice che è l'essenza della felicità. Anche il rumore del silenzio è stupendo. Io a volte sto sulla barchetta a guardare proprio la natura, gli uccellini, i pesci che saltano, è una cosa fuori dalla realtà che ci circonda, da tutti i rumori metallici, da quello che vuoi. Lina, come si vive senza luce nell'anno 2011? Ma si vive benissimo, perché senza acqua non si può vivere, ma senza luce sì, se ti sai organizzare. Io ho l'acqua, c'ho un pozzo e quindi l'acqua per pulire casa, per lavare panne, eccetera, la prendo dal pozzo. Poi invece l'acqua potabile vado su a Borgo, dove c'ho l'altra casetta, e la riempio da lì per cucinare, bere, eccetera. È molto semplice, basta che tu hai i cibi a chilometro zero, noi abbiamo l'orto, e raccogli il prodotto che ti serve per quella giornata, tu sei a posto. Se ne fai di più, ti fai le conserve come si faceva una volta. Quindi io faccio una marmellata di zucca, la marmellata di susine, oppure la passata di pomodoro la facciamo ancora come una volta io e mio marito. E quindi non è un problema vivere senza luce, assolutamente. Il suo racconto è un acquerello di vita, tinte tenui, immagini di natura, suoni e rumori della stessa, a cominciare dal fruscio che provoca il suo passo sulle canne che lambiscono i laterali del fiume, mentre scende a piedi nudi spingendo la sua barchetta sull'acqua per risalire quel fiume dove va a pescare per procurarsi il cibo. Dice siamo 10 persone, io prendo 10 spigole o 10 cefali, perché qui in questo fiume si pescano solo due tipi di pesce, i cefali e le spigole. Le spigole entrano dal mare perché vengono a mangiare i cefali, i cefalotti, quindi tu vedi questi inseguimenti stupendi, sembri di essere dentro Quark, una cosa strepitosa. Quindi a volte capita che prendo 5-6 pesci, 10 pesci al massimo, ce li facciamo alla brace e buonanotte. In spiaggia faccio un capanno che diciamo all'occorrenza serve anche per la gente che non ha portato l'ombrellone e quindi si ripara lì sotto. E passo il tempo lì sotto a leggere, a chiacchierare con gli amici. Mi dicevi che è venuto addirittura il sultano dell'Oman perché voleva acquistare questo posto. Sì, 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 però non abbiamo concluso niente perché gli ho detto che qui è un posto improponibile, è un posto che non... cioè è invendibile. Cioè è un posto di tutti, è un patrimonio naturalistico che non appartiene solo a me, ma appartiene a tutta la comunità e che va rispettato. E che è ricco non se lo può permettere solo lui e noi no. No, è di tutti, dei miei amici, di chi vuole venire, però delle persone già selezionate a monte, delle persone che amano l'ambiente e rispettano questi posti. Poi i soldi non valgono niente, vale questo nella vita.
Una donna siciliana, gioiello del nostro secolo, viva testimonianza del nostro passato e della serenità della vita.